fattus interru de Papa Francesco, como in Vaticano pessana su conclave, chi sa tapperreri intre su Chimbe e Deche de Maiu e proelegere su Papa Novu. Ma in custar dies a ponere in pistichinzo e su caso de su cardinale Pattatesu Angelo Becciu, condannau in primo grado da su Tribunale Vaticano pro peculau e truffa a danno de sa Santa Sede, su pri desardo un ad essere innocente e che partecipare a su conclave, considerando legittima s'ammissione sua. In un'intervista a sa Reuters annau che su ruolo suo mudau rispetto a su 2020, quando Papa Francesco l'ha privato de sa garriga sua in curia e de sos dirittos cardinalizioso. Becciu ha contau che in jannario in sintesi de un addobbio, pacu tempus prima de su ricovero in su Gemelli, su Papa l'annau che pensava de aere accattà una soluzione. Su cardinale sardo affida cada decisione a sor frades cardinales, ma elemento nuovo scomplican sa situazione. Secondo su giornale Domani, bidian de per essere due litterar firmadas da Bergoglio, una de su 2023 e una de Martucolau, che confermano l'esclusione de Becciu dai su votu. Sa litteras a cantu pare telias ammustradas a Becciu Mattessi su 24 de aprile su segretario di Stato Vaticano, su cardinale Parolin. Ma Becciu non quere fa che per uno passacoa e su caso sua è spartinde su collegio cardinalizio. Sempre su giornale Domani, Giovanni Maria Viane, ex direttore dell'Osservatore Romano su quotidiano della Santa Sede, su decano Giovanni Battista Re, chi oggi ha fatto l'intervento de Papa Francesco, è d'accordo a far entrare a Becciu a sa cappella Sistina, che non va per un iscritto de Papa Francesco. De parre contrario su Camerlengu Kevin Joseph Farrell, chi a canto pare tattappi un indito verbale da Bergoglio per non lo va partecipare. Presorbere su caso Becciu sono pensando di costituire una commissione de Chimbe Cardinalese e uno de custos del Becciu Mattessi. Da su Vaticano Procomo non batta arribao per una comunicazione ufficiale a barra pezzis elenco e siu da esa sala de imprenta ove Angelo Becciu non figurata commente elettore. Come chi di apparre sicuro su numero de sos candidatos a sindico, mancari non sia definitivo, totus as forzas in campo pro sas eleziones amministrativas nugoresas sunt traballande pro chircare candidatos e accabbare sos programmas. Sa listas elettorales si depene presentare intro 8 de maio, mancano belle due schidas e a pustir de meses de traballo sardudas sun galumedar mancari sos candidatos siano soddisfattos. Cominciando da Emiliano Venu, candidato a sindico pro su Campo Largo, che in sa lista Uniti per Fenu, che in plur de aere presenzias politicas d'esperienza che a Eleonora Angheleddu e Francesco Guccini di addeppero ospitare vinzas a su calciatore de San Nuorese ex Serie A Emerson. Un'altra novidade di Surtimora, PD e riformisti per Nuoro, de sos ex amministradores comunale Moro Balbagli Carboni, si sun cropauso. Pareta punto bonu vinza sa lista de su candidato a sindico Domenico Mele pro Democrazia Sovrana Popolare, chi pro como a postupare una ventina de candidatos e una este Maria Rosaria Randaccio, rappresentante de su movimento sardo pro sa zona franca. E sta andando bene vinzas sa compilazione de sa listas pro Alleanza Civica per Nuoro de centrodestra. Paris a sa situazione, zai posta bene che a sa lista Siamo Nuoro, guiata da ex assessore regionale per Luigi Isaiu, abbarrana a nodor de isorbere mescamente pro uno scantor numenese, chi vinzas una pagliechida ar facete curriana pro candidato a sindico Paris a Giuseppe Luigi Cucca. Galo in duda sa esposizione des ex amministratore Giuliano Sanna, desa segretaria regionale UIL Francesca Ticca e de su coordinatore desa proposta alternativa Roberto Capelli. In sintesi progetto per Nuoro de Lisetta Bidoni, completata sa lista de 20 batto numenese e su programma sichitic in sas presentazione de sos candidatos, s'ultima occasione io viacolada pro Alessandro Tidore, 23 anni, de su partiu pan-europeu Volt.
Per una udienza civile e penale, astensione da cada attività giudiziaria per 8 dies, dal 27 de maio a su Chimbe de Lampadas. La deciso su cussizzu disordine de sos abocaus de Nugoro proneche desa mancanza di organico, sempre per mezzana, che interessa su personale amministrativo de su Tribunale de Nugoro e prusa notu de uffici notificaziones, esecuzione e protestos e desa procura. Un tribunale paralizzato da una situazione che va che danno non pezzi a totu su comparto desa giustizia, ma vinzasa mescamente a totu sa sociedade civile de su territorio. De cande scominzata a protesta, prur de un anno vachete, sa situazione è sempre speiusu su cussizzu dess'ordine de sos abocaos, pediti chi su Ministeru de Grazia e Giustizia ponzat in pratica su protocollo firmao su 23 de Nadale de su 2024 che in sa regione. Su personale amministrativo de su Tribunale de Nugora pediu vinzar de stabilizzare sos funzionarios AUPE esos tecnicos de amministrazione, operadore, data, entri, che hanno su contratto in scadenza tra un anno per garantire il funzionamento corretto dell'amministrazione della giustizia. A oggi non erbassio a nuda manco intervento del prefetto de Nugoro che si sta impinnando a esorbere una situazione sempre più critica. S'appoggio a sa protesta dell'avvocatura nugorese sta ribao vinzar da Unione regionale della Scuria Sardasa che ha deliberato di ammaniare un documento compartiu e una die di astensione pro tutto sos foror de Sardigna. E sta arribando esistiu esa Guardia Costiera de Casteggio aumenta sas attividades de controllo, prevenzione e assistenza in sas costas e in su mare de sa Sardigna meridionale. S'obiettivo è de garantire sa sicurezza a bagnantes, diportistas e operadores de su settore nautico in un periodo de s'anno che vieta un upore de traffico in mare e de turistas. A cominciare da maio a attivare presidios stagionales in sa localidades de mare principales, pattugliamento fittianos in mare e in terra, campagna de informazione pro cittadinos e turistas. De importo su rispetto desa norma supra sa navigazione de diportu, sa sicurezza desa unidades in mare, sa tutela des'ambiente marino e s'amparo desa vida umana. Chi in professionalità, l'estresa e spiritu de servizio, sos homines e sas feminas desa Guardia Costiera si sun ammaniande custanno puru pro garantire un istiu tranquillo e sicuro a tottusu. Sa Dinamo Tattari crasat a essere impinnata in sa trasferta in su campo de Trento, una squadra difficile che è facendo un campionato di livello alto meda. Sa formazione allenata dai Massimo Bulleri si presenta a s'appuntamento a pustir di una bella partita in Varese e mancare a Papperdio ha confermato di raccattau torra di spiritu de squadra e sa solidità e allo mostrare su una schimbe partita al vinter desa ultima 7 giocadas. Come chi sa sarbese sicura, s'obiettivo è de tancare su campionato in sa menzur manera, giocando cada partita concentraoso. Bulleri ha studiato bene sul rivalese. Trento rappresenta uno dei suoi ostacoli più tostos in questo cabo de stagione, ma sa Dinamo non perde fiducia. Bibbins confermata che si sono spassiando e sono unioso. Lastima che su campionato che sia belle finito, ma sono contento che han salvato stagione e hanno dato valore a suo traballo e soro.